uscito il laboratorio urbano, i soliti malpensanti, perché loro quello hanno nella testa e nel cuore, hanno già progettato la città. Ma che cosa abbiamo progettato? Sono solo idee, sono ipotesi. È facilissimo fare delle idee. Distribuiamo un foglio dove è possibile fare osservazioni e produrre altre idee, perché le idee quando si producono devono essere condivise, devono essere messe in discussione e se approvate bisogna andare avanti rapidamente. Gli diamo questa risposta? Alice nel Paese delle Meraviglie. Che è Alice nel Paese delle Meraviglie? Non sanno come si applica in modo corretto, come si fa a mettere in moto un meccanismo di ripresa di questa città. Ma sapete perché c'è questo meccanismo? Perché questo sistema, che è un sistema balordo, ha distrutto uno dei valori tipici della nostra gente, che sono solo due. Noi vogliamo un figlio laureato, possibilmente tutti quanti, e una casa bella. Ci hanno tolto il gusto della casa. La casa è arrivata a un prezzo che è praticamente una meta irraggiungibile. Il costo medio di una casa oggi qui a Matera è come se, non lo so, Manhattan, Stati Uniti, nonostante la crisi. Ma chi si può permettere per 100 metri quadri di pagare 400.000 euro? Cioè non c'è più la domanda, non ci sono più persone capaci di avere la liquidità o fare mutui per avere questo tipo di case. E insistono. Mi dite per quale motivo non viene approvato? La cosa più semplice, la cosa più elementare. Se voi andate al comune e volete presentare un progetto, no, non si può fare, perché mancano le carte per decidere come ti dobbiamo assegnare e se puoi avere il diritto di costruire o meno. Ce l'hanno da 3 anni nel cassetto. Il regolamento edilizio non esce fuori. Ma vi spiegate per quale motivo non esce? Discutetele, fate le osservazioni, mettete 30 giorni, tirate una linea e cominciate a far lavorare le aziende, le piccole aziende. No, è tutto bloccato. Sapete che questa è la crisi dell'altra crisi? Il comune di Matera quest'anno non ha incassato nelle entrate, nonostante l'aumento delle tasse che ci hanno imposto nell'ultima amministrazione, non ha incassato gli oneri primari e secondari perché non hanno concesso la libertà di costruire a chi aveva forse anche il diritto. E come si fa ad amministrare una città se non ci sono le entrate? Come si fa a fare le urbanizzazioni primarie e secondarie di chi le aspetta da anni e se piove diventa un lago, il postino non porta la posta, la strada è ostruita, non ci sono i parcheggi, non ci sono le fogne, gli allacci, di tutto, succede di tutto in periferia. Andatele a vedere queste cose, sentite i vostri amici, sono disperati. No, non ti preoccupare, risolveremo tutto al futuro, ma non c'è nulla di concreto, non c'è un'azione precisa e nessuno va a vedere che in questo bilancio si sono persi 3.900.000 euro di oneri primari e secondari. C'è una responsabilità perché le casse dello Stato sono vuote, ma pensate che sia quella la responsabilità? Quei 3.900.000 euro non hanno prodotto 120 milioni di lavori, di ore lavoro, di operai, di pavimentisti, di piastrellisti, di falegnami, di piccoli imprenditori che sono il tessuto sano della nostra città, che solo per orgoglio non dicono che siamo alla frutta, ma questi ci hanno messo tutti alla frutta. Non si salva più nessuno se non ci diamo un progetto vero che parte dalle fondamentali dell'economia, che deve essere messa in moto in questa città. Noi siamo tutti fritti, non c'è soluzione. E che serve vivere in una città dove pochi potranno mettere mani alle loro riserve e tutti gli altri sono disperati? Sarà una città di cadaveri, una città di morti viventi. Non è possibile. Ecco perché bisogna partire dai fondamentali, rimettere in moto l'economia con il lavoro, il lavoro, il lavoro e il lavoro. E non fate ironia, perché se fate ironia è perché non avete una risposta a questa domanda, che è una domanda semplice, che è una domanda che vi fanno i giovani. Ma vi rendete conto che noi mandiamo i nostri giovani all'università, perché è giusto che il nostro giovane diventi laureato nelle grandi università italiane? Sapete quanto costa un giovane all'università? Se è bravissimo e sta 5 anni, costa 100.000 euro a una famiglia.
Se il giovane è bravo, già dal quarto anno viene individuato dai poteri economici e industriali del nord e entra nel tessuto produttivo del nord, come è giusto che sia forse, no? Perché i più bravi trovano subito una collocazione. Abbiamo investito sui nostri figli 100.000 euro per farli vivere e lavorare fuori. Va bene. E se questo giovane non è proprio così bravo e va fuori corso, e invece di metterci 5 anni per laurearsi, sta 10 anni, che succede? Costa 220.000 euro, il sistema economico non lo riprende più al nord perché è un fuoricorso, ce lo rimandano indietro col timbro difettato e il povero padre deve fare il giro delle 7 chiese per cercare di trovare una sistemazione, anche purché sia con un figlio laureato, dove ci ha investito i risparmi di una vita. Questa è un'altra vergogna, perché una classe politica seria, degli amministratori seri, creano nella loro città, nel loro territorio, le condizioni perché questi giovani possano rientrare e trovare un lavoro serio. E chi ci ha pensato fino ad oggi? Nessuno, zero. Hanno mortificato qualsiasi libera iniziativa. Ci sono leggi che non sono applicate. Lo sportello unico per le imprese, che deve essere il biglietto da visita di un comune, al comune di Matera non esiste. Se uno vuole fare un'impresa ci mette 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, cioè passa il treno e questo l'impresa non la fa più. Se andate a Ferrara, in 36 ore voi siete operativi. Non sto parlando dell'estero, sto parlando di Ferrara. Andate sul sito del comune di Ferrara e vedete in quanto tempo si può costituire e realizzare un'impresa con tutti i servizi collegati. Perché? Perché c'è lo sportello unico per le imprese. Andate al comune di Matera, provate a chiedere come posso fare io a mettere in piedi un'impresa, come faccio ad avere un'autorizzazione. Ci vuole la commissione. La commissione. E quando si unisce la commissione? No, l'abbiamo convocata il mese scorso, ma è andata deserta. Ma vi rendete conto? Dice gente che deve fare l'impresa e la commissione è andata deserta. Ma andata deserta dove 5 erano presenti, ci voleva il sesto, ma il gettone se lo sono preso. Cioè, assurdo, solo queste cose succedono a Matera. Dobbiamo cambiare il costume? Dobbiamo cambiare metodo? Perché se no noi siamo tutti quanti rovinati. Ma sapete dov'è l'effetto perverso di questa città? Che se una casa non si vende più a 400.000 euro al metro quadro perché non c'è la domanda, chi ha bisogno di case? I giovani, coloro che hanno una speranza di vita, coloro che vogliono mettere su famiglia, gente che lavora da anni e vuole finalmente un tetto personale. Il ministro ci dice che qui ci sono i bamboccioni. Il ministro non è venuto a Matera. Questo ministro che parla di Brunetta, che parla dei bamboccioni perché vivono nelle case ancora dei loro genitori, non conosce la realtà di Matera. Ci sono casi che io conosco di persone dove, non potendo dare una casa al figlio che si è sposato, il figlio ha cominciato a convivere con il papà e con la mamma. Emergenza, c'è un problema, che questo figlio fa i figli, continua a vivere nella stessa casa, ma c'è una figlia signorina che si sposa, che c'è il problema nella casa. Ci sono 3 generazioni nella stessa casa, ma di quale bamboccione parlate? C'è il problema della casa vera, di chi non la ha. E sapete cosa fa il comune? Il comune ha la possibilità di dare i suoli a quelle che si chiamavano, diciamolo come si chiamavano una volta, se non mi capite, tutti, le case popolari. Ma vi rendete conto che ci sono da 3 anni 24 milioni e mezzo di euro spendibili subito per realizzare 210 alloggi di case popolari? Non vengono consegnati i suoli. Cose possibili che si può fare in un giorno, la Giunta lo può consegnare, cioè è facilissimo farlo, senza andare contro legge. E non vengono consegnati i suoli. Sapete dov'è il danno? Che 210 persone che sono veramente alla disperazione, che non sanno dove andarsi a riparare con la loro famiglia, da 3 anni non hanno questa casa, e questi delinquenti, perché questi sono delinquenti, hanno tolto 24 milioni e mezzo di euro alle piccole imprese artigiane, perché anche lì i muratori, i piastrellisti, i falegnami, gli idraulici non hanno potuto fare le forniture.
E così sostenete l'economia? Voi non sapete che cos'è l'economia, nemmeno quella domestica. Chiedete alle vostre mogli, chiedete alle vostre mamme che risparmiano per mantenere in piedi una famiglia.